Benvenuti, bentrovati, inizia una nuova settimana, siamo a lunedì e allora andiamo ad iniziare vedendo subito le principali notizie per quanto riguarda questo weekend che abbiamo seguito sui campi e non per voi naturalmente. venetoglobe.com è la nostra e vostra web tv, trovate tutto su questi nostri canali YouTube e Facebook in modalità on demand, mentre per chi ama il digitale terrestre, Caffè TV 24 è l'emittente che potete seguire sul canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia, e qui troverete il nostro appuntamento sportivo alle 19:40, 19:45 circa, la prima edizione, la seconda in replica nella tarda serata, la terza ed ultima replica nel corso della mattinata. Vi ricordo ancora che andiamo ad iniziare per parlare di sport, gli avvenimenti e gli appuntamenti del weekend. E allora cominciamo ricordando che Pantani oggi avrebbe compiuto 50 anni. Un saluto, un ricordo, c'è un ricordo fatto con il cuore sicuramente da molti e da molti organi di stampa su questo corridore che quando è scoppiato il suo caso forse è stato trattato non in maniera dovuta o come forse avrebbe voluto e dovuto essere. Quindi auguri a Pantani, anche se purtroppo non c'è più, e per il mondo del ciclismo e non solo è una grandissima perdita. Ma continuiamo a parlare di ciclismo perché c'è il 103esimo Giro d'Italia che è stato presentato già da alcuni mesi a questa parte, è stato presentato anche come tappa che riguarda Conegliano e Valdobbiadene nella giornata di sabato mattino. Il presidente del comitato di tappa responsabile è questo signore Innocente Nardi, presidente del consorzio Prosecco Superiore d'OCG, coordinatore è stato nominato invece Andrea Vidotti. La tappa sarà una crono da Conegliano a Valdobbiadene, partenza dalla Fontana dei Cavalli della città del Cima. La Valanga Rosa si ferma e si conferma con la vittoria di Federica Brignone al primo posto, Bassino poi al terzo, quinto posto per Elena Curtoni in un weekend veramente molto molto bello. Continuiamo a parlare di donne perché anche il 7 rosa di pallanuoto non scherza agli europei di Budapest, l'Italia vincente contro la Germania 13-4, oggi tocca alla Spagna. E ancora una donna in evidenza, ritorna Sara Cardin che a Santiago del Cile ha centrato la medaglia d'argento, che è una medaglia importantissima nonostante abbia perso questa finale per l'oro, però ha guadagnato questa d'argento che è importantissima, vi dicevo, per le qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020. In A1 siamo sulla TVB e siamo sul basket, TVB leggermente in crisi, diciamo così, e dopo la trasferta di Milano si continua a scivolare al quartultimo posto in classifica. A Milano ha perso all'ora di pranzo per 91-67. Andiamo a sentire coach Menetti per quanto riguarda i trevigiani. Complimenti a Milano per la vittoria, meritata. Per quanto ci riguarda noi abbiamo fatto 30 minuti molto belli, gagliardi, con grande energia e in qualche modo che danno continuità finalmente a una bella settimana di lavoro senza problemi, e questo era il nostro unico grande obiettivo. Peccato che abbiamo perso un po' fiducia nel momento in cui ci sono usciti 2 o 3 palloni e un po' questo nostro difetto nel momento in cui andiamo un po' in apnea in attacco, purtroppo di aprire anche le maglie difensive, perché l'ultimo quarto al di là di tutto abbiamo concesso troppo a Milano e soprattutto non ci sono i 24 punti di scarto per rispetto a quello che si è visto in questi 30 minuti. È evidente che poi dopo siamo anche stati attenti a vedere di non fare dei danni visto il momento fisico della squadra, però intanto abbiamo dato continuità a una settimana finalmente di grande lavoro con un'ottima prestazione, quindi per questo sono assolutamente ottimista, spero di farne ancora un'altra e di preparare una grande partita che per noi come tutte quante sono importanti sabato al Palaverde contro Treviso. Allora, guarda, con visto alla fine? No, guarda, con grande infatti mi conoscono anche soprattutto gli arbitri. Abbiamo detto ce la riguardiamo tutti e due, ho detto. È evidente sì, no, solo guardate, è episodica, non è una cosa
su cui ci si può attaccare e soprattutto anche noi abbiamo fatto tante ingenuità, cioè delle volte spendiamo dei falli nel momento sbagliato, diciamo così. Ci sono state episodicamente alcune situazioni, però ragazzi non ho nulla da dire, ecco. Ciò che mi infastidisce, devo dire la verità, sono i 24 punti, perché uno oggi guarda televideo o il risultato da qualche parte su un tablet e dice illuminati, no, per niente, anzi abbiamo solo avuto purtroppo anche la poca freddezza e la sfortuna che nel momento in cui avevamo raggiunto il massimo vantaggio ci sono state un paio di situazioni e in più l'ultimo possesso dell'ultimo quarto dove ci è mancato un po' di freddezza, ecco. Era ovvio che noi dovevamo mettere sotto pressione un'altra volta Milano, entrare negli ultimi 5 minuti un po' ripresentando i fantasmi dell'ultima partita casalinga. Purtroppo non ci siamo riusciti, ma l'ho detto, l'unica cosa che mi dispiace non sono assolutamente i 45 tiri liberi, ma sono quelli che potevamo evitare di fare noi e il fatto che potevamo fare meglio nella seconda parte, proprio nell'ultimo quarto. Max Menetti, coach di Treviso, mentre vi ricordo che la Virtus Bologna continua a veleggiare in testa alla classifica, seguita da Sassari di Pozzecco, eccolo qui. Sabato prossimo Treviso al Palaverde affronterà alle 20:30 Cremona. In A1 femminile, per quanto riguarda il basket, Venezia Lumana vince a Torino, San Martino di Lupari passa a Battipaglia, lo Schio passa ad Empoli, lo Schio in vetta a 26 punti. Per la pallavolo femminile adesso a Tokyo ci va la Turchia dell'italiano Guidetti che ha sconfitto la Germania della pantera trevigiana Gertüs che raggiunge le altre 3 pantere, o meglio le altre 2 pantere De Cruyff e Volos, e il terzo panterone diciamo così è il tecnico Santarelli che con la sua Croazia è tornato a casa. Anche Gertüs però per la Germania non ce la fa, ad andare a Tokyo ci andrà Guidetti e la sua nazionale turca. Saranno così 6 su 24 le nazionali guidate da tecnici italiani, perlomeno vinciamo in questo campo. L'Imoco, a proposito, ritornerà in campo il 15 gennaio in casa di Monza, stabiliti anche i quarti di finale per quanto riguarda la Coppa Italia. Il 29 gennaio alle 20:30 ci sarà Imoco-Chieri. Nella A3 di pallavolo maschile per il Motta di Livenza arriva la trasferta a Bolzano contro l'ultima della classe ed arriva la vittoria, o ritorna la vittoria per 3-1. Un'altra vittoria accasata invece quella della Serie C Spes Team, o Team Spes Conegliano, sabato allo Zoppas Arena contro l'Aduna Volley di Padova, ha vinto per 3-0 e rimane sempre in testa al suo girone e a questo campionato. I Leoni del Benetton Treviso, e qui vediamo qualche bella immagine che la nostra regia ci mette in onda, che arriva direttamente appunto da Northampton, e vedete anche le immagini bellissime di questo panorama inglese e di come naturalmente anche si segue il rugby nella Gran Bretagna. I Leoni, vi dicevo, hanno perduto sabato contro Northampton, eccolo qui Crowley, il tecnico dei biancoverdi, hanno perduto per 33-20. Guardate questa meta su questo intercetto, su questa palla rubata con Benvenuti che si invola verso la zona di meta e trasforma appunto, va a segnare questa meta per il Benetton. Una sconfitta purtroppo che fa male perché matura ancora una volta, l'abbiamo sottolineato e lo stiamo sottolineando fin dall'inizio del campionato sia di Pro 14 che della Champions, viene fatta e arrivano queste sconfitte sempre nei minuti finali. Anche in questo caso gli ultimi 10 minuti sono stati devastanti. Prima abbiamo inquadrato, non penso la regia possa ritornare indietro, non abbiamo di questi mezzi velocissimi così, sulla faccia e sul volto di Sgarbi. Perché? Beh, perché Sgarbi torna ad essere convocato in nazionale, quindi ritorna dopo un po' di tempo anche Alberto Sgarbi in nazionale italiana. Eccolo qui, grandissima la nostra regia, grande Vincenzo Russo che va a pescare, vedete, eccolo qui, il nostro Albertone Sgarbi, che è trevigiano doc, che quindi viene riconvocato in nazionale.
Parliamo di calcio. Nella Supercoppa spagnola, giocata a Jeddah in Arabia Saudita, la spunta il Real Madrid di Zinedine Zidane che sconfigge in finale l'Atletico Madrid di Simeone, il Cholo, ai rigori, finale di 4-1. Il Barça invece, il Barcellona, che deve decidere cosa fare tra l'altro con Vidal, se cederlo o meno a Conte e alla sua Inter, in queste ore ha un altro grattacapo un pochino più serio, quello dell'infortunio piuttosto grave a Suarez, che dovrà fermarsi per 4 mesi sicuramente. Andiamo in Serie A, dove la Juventus vincente a Roma per 2-1, ci sono gli applausi di Cristiano Ronaldo. È stata una gran gara quella della Juventus, che porta a casa un altro risultato importante e guadagna la testa del campionato, con l'Inter fermata 1-1 dall'Atalanta, che si piazza al secondo posto, l'Inter, terza invece la Lazio. Stasera chiude per la giornata la gara Parma-Lecce. A colpire poi è anche l'infortunio dolorosissimo, vedete, capitato a Zaniolo della Roma, per lui rottura del crociato e operazione proprio oggi al ginocchio destro, per lui europei, pensiamo, a forte rischio, peccato veramente. Domani torna la Coppa Italia, che concluderà il programma degli ottavi di finale con Napoli-Perugia, ecco Gattuso, Lazio-Cremonese ed Inter-Cagliari. Andiamo in Serie B, dove la ripresa del campionato avverrà il 17 prossimo, quindi avremo modo di interessarci di questo campionato, mentre nella Serie B femminile il Permac Vittorio Veneto in casa contro la Riozzese guadagna un punticino e pareggia per 0-0. In Serie C invece a Trieste San Benedettese batte Triestina 2-1, Fano batte Padova 2-1, Rimini batte Feralpi Salò 2-1, Virtus Verona Gubbio è stata sospesa per infortunio capitato all'arbitro, poi Arzignano Imolese finita con la vittoria dell'Imolese per 1-1, Fermana Vicenza 0-0. Andiamo in Serie D, dove il Campo d'Arsego resta a +7 dal Legnago dopo il pareggio 2-2 contro il Montebelluna. Ad Adria passa il Mestre per 1-0 con gol di Rivi, il Feltre vince 3-1 contro il Belluno, il 15 poi è previsto un turno infrasettimanale, il Montebelluna affronterà la seconda della classe, il Legnago. In eccellenza nel girone A perde ancora il Giorgione per 1-0 in casa contro il Castelbaldo Masi, mentre nel girone B il Portogruaro, capolista, vince 3-0 contro l'Union QDP a Moriago della Battaglia. Andiamo a sentire ai nostri microfoni Giovanni Soncin, tecnico del Portogruaro. Perché contro magari le ultime in classifica ci si complica la vita, avete dimostrato che insomma capolista siete e buono anche il gioco. Sì, queste sono partite che devi prima le sblocchi, meglio è, perché magari se fai rimanere in partita gli avversari poi tirano fuori sempre qualcosa di più. Noi abbiamo avuto fortuna sul primo gol, poi abilità di a chi è arrivata la palla di metterla dentro, e da lì diciamo che la partita non dico che sia andata in discesa, però si sono persi degli spazi e noi abbiamo approfittato un po' anche magari di qualche problemino loro, però io non voglio guardare in casa loro, sono contento della mia squadra, ha fatto un'ottima prestazione, è normale che nel secondo tempo inconsciamente ci sia un rilassamento, ci sono degli errori un po' madornali, oppure dovevamo essere un po' più lusi in certe gestioni, però capisco che ci può succedere. Ma avete concesso poco, nulla per quanto riguarda il reparto difensivo, poi bene anche con Giglio messo in mezzo, mancava Favretto oggi a voi? Sì, mancava Favretto, ho preferito far giocare, dar continuità a De Anna, visto che domenica aveva fatto una gran partita, Camozzo ha svolto benissimo il ruolo di interno. Adesso stiamo anche recuperando dal punto di vista fisico Scroccaro, io devo cercare di portare più gente a una buona condizione, perché da qui alla fine abbiamo bisogno di tutti. Stava guardando i risultati, ma chi la impensierisce, insomma, o guarda avanti? No, è normale che adesso prima di tutto bisogna guardare noi stessi, però se arriva qualche favore da qualche campo lo accettiamo ben volentieri. Io penso che dalla Calvi in su tutte le squadre possono dire la sua, poi bisogna vedere nel momento decisivo come ci si arriva, perché le squalifiche, gli infortuni a condizione fisica fanno la differenza.
Ci eravamo visti a Pieve di Soligo e avevo detto che qualcosa si era già visto del tuo gioco, ulteriormente si è sviluppato, diciamo bene insomma. Sì, io sono contento, vedo dei miglioramenti, a mio avviso ci sono ancora ampi margini di miglioramento. Quando si allenano dei ragazzi che sono abili giocatori, che hanno un del passato, che vogliono arrivare, per l'allenatore queste sono cose buone, importanti. Un bel campionato, dai. Secondo me è molto molto bello e sarà tirato fino alla fine, perché ci sono, come dicevo, 5-6 pretendenti e bisogna essere bravi a dare continuità, perché i campionati si vincono solo così. Domani torniamo sul campionato di eccellenza e anche sul campionato di promozione. Andiamo verso la conclusione con il basket in Serie A2 femminile per quanto riguarda il Ponzano, in trasferta a Bolzano, perde di un punto 58-57. Mi dicono che questo è proprio dell'ultimo punto, quello che può portare alla vittoria. Eccolo lì, il tiro da tre dalla vittoria 58-57, veramente sfortunate le ragazze di Ponzano. Tra l'altro in casa Ponzano, dopo il saluto di Bagnara, rimasta incinta e quindi in attesa di un figlio anche la Zecchin, quindi perde 2 giocatrici, diciamo, per questo possiamo usare infortunio, bell'infortunio naturalmente che capita. Certo è che insomma la squadra di Ponzano non è fortunata sotto questo profilo. In Serie B maschile la Ruker Sanve vince di misura per 70-66, il secondo posto viene così consolidato da questa vittoria a Vigevano. Prossimo incontro in casa contro il Falcon Star, c'è un Mian piuttosto contento ai nostri microfoni in conferenza stampa a Vigevano. Sicuramente il primo tempo l'abbiamo fatto bene, l'abbiamo fatto molto bene, adesso non so quante sono meriti, demeriti, comunque l'abbiamo fatto bene. Poi quello che ho detto in spogliatoio, immaginavo che Vigevano non continuava in quella direzione lì, poi complice anche chiaramente un apporto del pubblico che è stato veramente super, cioè, quando giochi in certi ambienti devi essere anche poi abituato a giocarci, ok? Io ho, come hai detto tu, ragazzi giovani che magari se comincia il pubblico a urlare, a fare, sbagli un paio di cose, loro comunque sono usciti con un altro piglio, la partita è andata nei canali che immaginavo che andasse dal primo minuto, ok? E là siamo stati bravi, come hai detto tu, trovando dei canestri con dei ragazzi giovani, ma anche non perdendo la testa, non perdendo l'acqua dappertutto, quindi devo fare un complimento enorme a tutti e 10 ragazzi, perché questo è un campo difficile. E complimenti vanno anche a Marco Mian e alla sua Ruker. Ci ritorneremo domani e nei prossimi giorni. Noi vi salutiamo qui e vi diamo appuntamento proprio a domani.